Violenza sulle donne, come prevenire e come difendersi? Sigla. Buongiorno e benvenuta a Francesca Gislon, avvocata, storica volontaria del Centro Veneto Progetti Donna. Dopo racconteremo anche che cos'è. Buongiorno e grazie per essere con noi. Buongiorno a voi, grazie di avermi invitata. Prima di iniziare, come sempre, il servizio della direttrice di Ultima Ora Live, Gaia Zuccolotto. La violenza contro le donne continua a essere uno dei fenomeni sociali più diffusi e sommersi in Italia. Secondo gli ultimi dati Istat, circa 6.400.000 donne, pari al 31,9% della popolazione femminile tra i 16 e i 75 anni, dichiarano di aver subito nel corso della vita almeno una violenza fisica o sessuale. Le forme di violenza sono molteplici. Il 18,8% delle donne ha subito violenza fisica, il 23,4% violenza sessuale e il 5,7% nelle sue forme più gravi, come stupri o tentati stupri. Ma il dato forse più significativo riguarda il contesto in cui la violenza avviene. Nell'immaginario comune il pericolo viene spesso associato allo sconosciuto, ma i dati raccontano invece qualcosa di diverso. Sono soprattutto partner ed ex partner a risultare responsabili delle violenze più gravi. Secondo Istat, il 12,6% delle donne che hanno o hanno avuto una relazione ha subito violenza fisica o sessuale all'interno della coppia. Accanto alla violenza fisica e sessuale emergono poi altre forme spesso meno visibili, come quella psicologica ed economica. Sempre secondo l'Istat, il 17,9% delle donne dichiara di aver subito violenza psicologica da parte del partner, mentre il 6,6% parla di violenza economica. Negli ultimi anni è aumentata la consapevolezza del fenomeno e cresce il numero di donne che si rivolge ai centri antiviolenza o ai servizi specializzati. Restano però basse le denunce. Soltanto circa una vittima su 10 denuncia le violenze subite dal partner o dall'ex partner. E a preoccupare è anche la situazione delle più giovani. Le ultime rilevazioni mostrano infatti un aumento delle violenze subite dalle ragazze tra i 16 e i 24 anni, soprattutto sul fronte delle violenze sessuali. La violenza contro le donne, insomma, non riguarda soltanto i casi estremi che finiscono nelle cronache. È un fenomeno strutturale che attraversa relazioni affettive, disparità economiche, stereotipi culturali e dinamiche di potere ancora profondamente radicate nella società. Eccoci avvocata, allora benvenuta di nuovo, grazie per essere qui. Raccontiamo intanto cos'è il Centro Veneto Progetti Donna, che è importante. Il Centro Veneto Progetti Donna è una realtà importantissima per il territorio. Io ho avuto l'onore e la fortuna di farne parte per oltre 30 anni. Adesso c'è una squadra di bravissime volontarie e professioniste e credo che sia stato importantissimo negli anni per sviluppare una sensibilità e anche per creare delle strutture di intervento e una fattiva collaborazione e accoglienza per le donne che si trovano in difficoltà. Comunque per così conoscerlo meglio potete andare sul sito del Centro Veneto e anche se vedete le rassegne stampa avete proprio la visione a 360 gradi di tutto quello che fanno e fanno in maniera molto professionale. Ecco, nella sua esperienza quanto pesa ancora il retaggio culturale patriarcale sulla violenza di genere in Italia? Allora, diciamo che pesa, diciamo che questo termine patriarcale molto spesso infastidisce, ma è un termine che identifica perfettamente il meccanismo culturale, e cioè un stereotipo radicato in tutti noi, del quale spesso non ci accorgiamo, quindi non la dobbiamo prendere sempre come un'offesa, ma un dato di fatto che deve essere superato e che opera spesso non soltanto nel maschile ma anche nel femminile inconsapevolmente, perché appunto ci sentiamo tenute ad adempiere ad alcune funzioni che invece non vengono richieste al lato maschile. Diciamo che c'è una sensibilità maggiore rispetto alla violenza di genere in Italia, molta sul femminicidio, molta storia è stata fatta, però ancora sulla violenza di genere c'è quel, come dire, mi corregga se sbaglio, quello stereotipo per cui è anche un po' colpa della vittima?
Allora, diciamo sì, in questi oltre 30 anni in cui mi sto occupando di questo fenomeno, ovviamente sono stati fatti dei grandi passi avanti, delle grandi sensibilizzazioni. La storia delle donne è costellata di battaglie che hanno fatto anche le femministe, rompendo in maniera magari, insomma, così anche eclatante ma necessaria determinate barriere che si ponevano ai diritti delle donne. Sono tutti diritti recenti. Quindi c'è una maggior consapevolezza e senz'altro si è creato un linguaggio comune tra gli operatori, quindi una rete che interviene con un linguaggio comune molto efficace, c'è una forte sensibilità anche da parte delle istituzioni e delle forze dell'ordine. È vero anche che nel contempo sono cambiati i nostri modi di stare nella società, sono cambiate le dinamiche, abbiamo più strumenti anche di interazione mediatica e quindi a volte si è convinti di sapere più di quello che si sa e si affronta un po' superficialmente la questione, però senz'altro è stata posta al centro dell'attenzione in maniera completamente diversa. Quanto, abbiamo parlato di prevenzione nel titolo della puntata, quanto si può lavorare sui giovani per prevenire? Allora, questa è una delle battaglie fondamentali che stanno facendo tutti coloro che si occupano di questa tematica con il Cantiere delle Donne, che appunto è l'associazione con cui collaboro adesso, sono nel direttivo. È anche partner di questo nostro progetto. Ed è partner di questo progetto, ringraziamo come sempre. Noi ringraziamo voi. Allora, avevamo fatto una interessante serie di incontri sulla violenza economica, perché appunto la violenza si declina in vari modi. E da questa esperienza abbiamo creato un progetto che la Camera di Commercio di Padova ci ha finanziato e siamo andati nelle scuole superiori, in 4 classi della provincia di Padova e provincia, per portare appunto un Be Brave, cioè Siete Brave, un'educazione finanziaria come strumento per garantire un superamento della violenza di genere e una parità. Ecco, devo dire che io in quella situazione dove sono andata a mia volta a fare degli incontri, ho capito che veramente la formazione è importante, ma soprattutto c'è una grossa recettività dei giovani e quindi se si trova la maniera va fatta anche con gli adulti. A questo proposito, c'è sempre per le vittime di violenza un senso di impotenza. Il codice rosso ha aiutato, è uno strumento efficace, sta dando risposte concrete a chi si trova in questa condizione? Allora, diciamo che il codice rosso intanto sottolinea ancora una volta l'importanza del fenomeno e impone delle procedure più snelle. Si è molto dibattuto tra chi si occupa di questo fenomeno sull'opportunità dei termini così brevi, perché comunque la donna deve essere sentita velocemente, parlo dell'aspetto penale, e quindi insomma si è ritenuto che forse rispetto a quello che si vede nella pratica non sia quella la chiave di volta. Io però in questi anni di applicazione del codice rosso in sede civile ho visto che per quanto appunto riguarda il settore civile abbia, come posso dire, accentuato l'attenzione per quei casi in cui c'è una violenza, quindi per dirne una consente di non dover portare la donna in udienza, oppure se proprio deve essere sentita di chiedere anche nel civile che venga sentita separatamente, quindi senz'altro è un passo avanti. Un altro passo avanti è stata la legge di dicembre, cioè che ha sancito che il femminicidio è un reato autonomo, prima era un aggravante, e questo perché comunque pone l'accento con forza sul fatto che è una violazione dei diritti umani, come dice la Convenzione di Istanbul, che è un reato autonomo per questioni di genere e quindi così sanzionato. Diciamo che sono tutti dei tasselli importanti. Poi però molto fa anche la maniera in cui si vivono queste situazioni e la maniera in cui vengono comunicate anche dai media e dalla stampa. A questo proposito, invitiamo sempre le donne vittime di violenza a denunciare. C'è ancora una ritrosia, cos'è che blocca le denunce all'uscita su da questo argomento condizione? io sono un po' orientata diversamente, nel senso, allora, tornando al Centro Veneto Progetti Donna, quando appunto si è iniziato a occuparsi sempre più di violenza di genere, perché era nato come un'associazione, diciamo, di informazione e aiuto alle donne, poi ovviamente vedendo i bisogni si è più indirizzata su questo settore. Io ero andata a vedere come funzionava il centro delle donne di Bologna, anche quello di Roma, ed è uno dei centri profondamente, se posso dire,
giuridici, tra virgolette, nel senso che era molto spiccato. Questo si può anche comprendere perché i casi che emergevano erano comunque casi o di femminicidi, come li chiamiamo giustamente ora, oppure comunque di lesioni molto gravi. Però io, per quello che stavo vedendo, per la formazione che stavo facendo, mi trovavo molto di più sulla modalità di sviluppo che stava avendo il centro di Padova, perché era molto simile all'approccio spagnolo, cioè l'accoglienza della donna e la dedizione a farla sentire intanto centro della vicenda che stava vivendo e comunque non costringerla a fare delle scelte o delle iniziative. Quindi, tornando alla sua domanda, sì, è giusto denunciare, però ancora prima di denunciare è giusto credere e rimettere la donna al centro della violenza, perché denunciare significa comunque avviare un percorso della quale deve essere perfettamente consapevole e che deve scegliere. E quindi non è così rilevante dal mio punto di vista, quando accogliamo una persona che ha subito violenza, dirle denuncia, è rilevante rimetterla al centro della sua vita e farla scegliere. Ricordiamo che c'è un numero verde anche, quindi certo, oltre il centro Veneto, oltre i centri sul territorio, che nel Veneto sono molti, c'è anche un numero verde, il 1522, a cui tutte le donne possono, non solo le donne, a cui tutte le persone vittime di violenza possono rivolgersi. Certo. È fondamentale anche questo, la conoscenza degli strumenti che si hanno. Però diciamo che di solito, se lei adesso va anche nei pronto soccorsi, ma molti anche comuni, luoghi, istituzioni pubbliche, lei trova tutte le informazioni e comunque grazie anche a dei protocolli fatti negli anni, a quel linguaggio comune, nei pronto soccorsi le donne che vengono accolte sono anche informate. Diciamo che è più importante forse avvicinare e informare quelle donne che subiscono violenze più silenziose, quella psicologica che comunque c'è sempre in tutti i casi, quella economica, ma altre forme di violenza non così emergenti. Assolutamente. Di cosa hanno bisogno i centri antiviolenza per lavorare di più e meglio? Se devono lavorare di più e meglio, ma non basta mai, direi. I centri di antiviolenza, io posso parlare per quello di Padova, per quello che ho visto e quello che vedo che stanno facendo, lavorano bene. Le risorse sono importanti. Purtroppo quando il centro di Padova ha delle case rifugio, delle case di sgancio, ha un personale qualificato, dà risposte fattive alle donne che si rivolgono e tutto questo ovviamente è comprensibile, passa attraverso le risorse economiche che si hanno. Questo anche per quanto riguarda poi le forze dell'ordine, che ovviamente nei casi estremi devono intervenire, cioè tutto, e anche la formazione, tutto dipende dalle risorse che si vogliono impegnare, però appunto anche adesso che andiamo a versare l'8 per 1000, un 8 per 1000 ai centri antiviolenza è un 8 per 1000 che fa la differenza. Benissimo, ottima indicazione. Ci prendiamo una pausa da questa chiacchierata perché è il momento della nostra testimonianza. Io ricordo alle e ai nostri ascoltatori che potete scriverci sulla mail pariodispari@ultimoralive.it oppure su WhatsApp al numero 388 627 3431. Questa è una riflessione che è arrivata appunto su questi canali, la condividiamo come sempre insieme e poi chiederò un commento. Ho visto da vicino l'inizio della situazione che poi è diventata violenza. All'inizio sembrava niente, piccoli scatti, commenti fuori posto, quel modo di controllare che però lei giustificava sempre. Io l'ho notato subito, ma non sapevo come dirglielo senza farla chiudere. La cosa più difficile è stata sentirmi impotente. Vedi che qualcosa non va, ma non puoi decidere tu per lei, puoi solo esserci, ascoltare, provare a farle capire che non è normale e che non è colpa sua. E intanto speri che arrivi il momento in cui si sente pronta a chiedere aiuto. Quando finalmente lo ha fatto, ho capito che l'unica cosa davvero utile per chi sta accanto è non lasciarla sola mentre trova il tempo e il suo coraggio. Ecco, come commentiamo questa testimonianza? Credo che questa sia una buonissima amica per la persona di cui sta parlando e si riconosce in quello che dicevo prima. E infatti una domanda che ci viene rivolta spesso è proprio: io ho questa situazione vicina, come faccio? Ed è molto delicato, certo se c'è una situazione di violenza conclamata una persona chiama i carabinieri, la polizia, ma quando vedi appunto la tua collega che viene al lavoro, che ogni giorno è più triste, magari noti anche qualche segno fisico, ma non necessariamente, quando la vedi spenta, penso che appunto avvicinarsi innanzitutto accogliendola, come dicevamo prima,
è comunque una cosa ben fatta. Poi bisogna procedere nel rispetto sempre della persona, spiegandole però che senza insomma, forzare comunque una senza decisione. pressare, però nello stesso tempo comunque dandole la consapevolezza che visto dall'esterno è un meccanismo malato, che visto dall'esterno ci sono dei rischi, che comunque c'è la possibilità anche di chiedere un ammonimento del questore se non vuole fare la querela, insomma non stare passivamente ad ascoltare, intervenire attivamente ma rispettando questa persona. Leggendo questa testimonianza ho riflettuto che spesso, ma magari sbaglio, è una mia impressione, si capisce che c'è una violenza magari iniziale più dall'esterno appunto che dalla persona, ci arriva dopo la persona che è in qualche modo dentro questa situazione difficile. È una riflessione correttissima. La difficoltà di approcciare queste tematiche è sempre stata quella della consapevolezza, perché appunto da fuori la situazione appare molto evidente, la persona che la sta vivendo, ma questo non perché la persona che la sta vivendo sia una persona incapace, semplicemente perché c'è un ciclo della violenza e perché la violenza si inserisce in una relazione affettiva, quindi non è un estraneo che mi ha dato una botta in testa per strada e vado dai carabinieri e lo denuncio, è il mio compagno, è quello con cui ho fatto dei figli, mi vergogno. Quindi è tutto un meccanismo più difficile e soprattutto c'è quello che si chiama il ciclo della violenza, cioè la luna di miele, poi c'è il momento violento, poi la luna di miele, insomma tutto un meccanismo davvero complicato. A volte per come dire, l'ostacolo all'uscita da una situazione di violenza è anche il fatto che non c'è un'indipendenza economica, Certo. quindi la violenza economica o comunque appunto una non indipendenza, il gender pay gap di cui abbiamo parlato spesso in queste puntate, rendono più difficile una scelta in questa direzione. Questo indubbiamente. Allora, se io guardo ai primi anni in cui appunto mi occupava anche il centro veneto di queste situazioni, ovviamente la percentuale di donne inoccupate fuori casa, perché poi in casa tutte lavoravano tantissimo, era maggiore. Però anche se adesso abbiamo una quantità di donne occupate, una scolarizzazione più alta eccetera, questo problema della dipendenza economica esiste ancora, esiste in maniera trasversale come è trasversale la violenza di genere, quindi anche con donne scolarizzate che hanno certe professioni, noi diciamo sempre guardate che, cioè leggete cosa firmate, occupatevi dei vostri conti, ma soprattutto cercate di mantenere una posizione economica autonoma. Ci sono delle norme di legge che consentono alle donne che subiscono violenza di avere dei permessi retribuiti dal lavoro, poi di accedere a dei fondi, ma il punto non è questo, questa è l'emergenza, noi dobbiamo fare in modo che ci sia questa ulteriore emergenza e quindi nel momento in cui si decide di troncare un rapporto malato, la donna deve avere un'autonomia economica, finanziaria e anche se prosegue un rapporto sano comunque deve avere un'economia autonoma e indipendente. E questo a volte ma si concilia con la conciliazione lavoro-famiglia per le professioniste, per le donne, perché ne parlavamo torniamo prima. allo stereotipo intrinseco che abbiamo anche noi donne e che comunque è frutto di una cultura secolare al maschile, i diritti delle donne sono del secolo scorso, quindi insomma adesso celebriamo gli 80 anni del diritto di voto alle donne, cioè l'altro giorno in termini storici, quindi è appunto tutto collegato. E poi bisogna anche lavorare con e sugli uomini. Ma allora, anche su questo dato, io dico che gli uomini sono molto più consapevoli e se vogliamo raggiungere dei risultati dobbiamo lavorare tutti insieme senza contrapposizioni sessiste. Infatti non è una questione sessista quella della violenza sulle donne, lo era, si sono rotti dei muri, si è arrivata a una consapevolezza. Rimane un dato fondamentale, cioè che solo una donna può capire un'altra donna che ha subito violenza, non perché sia meglio di un maschio, ma perché riguarda proprio un modo di essere anche fisico della donna che solo ha. Ma al di là di questo io vedo molta sensibilità anche tra i ragazzi su queste tematiche e penso davvero che sia una battaglia che si può vincere insieme, dove anche gli uomini comunque fanno la loro parte come la fanno le donne, però su questo io vedo tanto, anche quando facciamo gli interventi, facciamo i dibattiti, vedo veramente tanti uomini che scoprono dei mondi anche, delle situazioni che magari non avevano colto prima. Ecco, ha detto dei giovani,
dalla sua esperienza, quindi vede del buono, un miglioramento, uno Sì. scatto in questo senso? Allora, io sinceramente a volte dicono sì, ci sono le situazioni patologiche, le vediamo, c'è stato il caso della Giulia Cecchettin che ha stravolto anche il nostro modo di approcciarci perché è stato un esempio di violenza adulta, però interagita tra una coppia molto giovane, e quindi ci sono le patologie, ma oltre alle patologie c'è un sacco di buono che non emerge. Quello che io vedo anche con i giovani dell'associazione in cui faccio parte di Orizzonti è un forte interesse, è una forte collaborazione, a volte ci sono delle forme di estremizzazione anche di linguaggio, ma perché è giusto alla loro età che se c'è un'idea la pongano con una certa forza di rottura. Però o sono fortunata io o io ho molta fiducia sulle persone che stanno costruendo la nostra società. Certo che anche noi adulti abbiamo una grossa responsabilità di dare loro gli strumenti per poterlo fare. Assolutamente. Ultima domanda, una domanda che poniamo sempre a tutti i nostri ospiti e le nostre ospiti, perché la pari opportunità, l'abbiamo un po' già detto, ci riguardano tutti, la parità di genere. Ma la parità di genere riguarda tutti perché prima di tutto una parità di genere consente di superare, di porsi il problema della parità di genere, quindi dà per scontata questa cosa e quando noi non ne parleremo più in questi termini vuol dire che l'abbiamo raggiunta. E poi perché crea una società migliore, volendo semplificare anche all'interno di una famiglia, avere già consapevolezza della divisione dei ruoli, di un'indipendenza economica che non è sfiducia perché io non mi fido di come tu fai con me e quindi una maggior tranquillità può renderci soltanto una società migliore. Assolutamente. Prima di salutarci è il momento dello spazio con le best practice con Giulia Mazzariol che ci racconta una importante iniziativa. Dare un volto e una voce a chi troppo spesso resta invisibile. La mostra fotografica Io Esisto, ospitata all'Università di Padova, ha voluto raccontare le storie degli orfani e delle orfane di femminicidio, attraverso immagini, testimonianze e ricordi personali. Un percorso espositivo che ha messo al centro le conseguenze della violenza sulle famiglie e sui figli delle vittime, troppo spesso dimenticati nel racconto mediatico dei femminicidi. È una cosa importante dare visibilità a questi ragazzi, in quanto loro devono sviluppare una capacità di reazione all'evento che hanno vissuto per poter proseguire nella loro vita in maniera il più normale possibile. In Italia, secondo i dati del Ministero dell'Interno, ogni anno decine di minori restano senza madre a causa dei femminicidi, bambini e ragazzi che affrontano traumi profondi, perdita degli affetti e spesso anche difficoltà economiche e sociali. La mostra nasce proprio per accendere l'attenzione su queste vittime invisibili e sul bisogno di sostegno psicologico, tutela e percorsi di accompagnamento per chi resta dopo la violenza. Ringrazio Francesca Gislon, avvocata, Grazie. storica volontaria del Centro Veneto Progetti Donna, per essere stata con noi e per aver affrontato questo tema davvero molto importante. Io ringrazio voi, spero di essere stata abbastanza chiara e ringrazio lei per la disponibilità. Grazie. E a voi ascoltatori e spettatori, appuntamento alla prossima puntata. Grazie.